Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo stadio Beltrametti di Piacenza per il 18° turno del campionato d'eccellenza, ultimo di regular season fra Lions Piacenza e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Che sia chiaro, lancio, bella presa centrale di Ruffolo. Andiamo subito. Andiamo. È già il momento di mettere in chiaro le cose, è già il momento di oliare i principali meccanismi del Rovigo, insomma, che abbiamo visto anche la scorsa settimana funzionare bene anche con Calvisano. Edo Lubio, colpone in mano, stiamo andando, siamo oltre, c'è la prima meta della squadra rossoblu, anche perché sul movimento di chiusura del drive spesso per cercare di tassare un po' la squadra rossoblu che sta resistendo. Eccola qua. Sul ritorno, lui anche all'andata fu lui il calciatore. Tutti i 10 punti li segnò lui. Giocatore diciamo alle spalle di Bibi Quaglio come flanker per poter essere più forti nell'introduzione, perché probabilmente abbiamo una certa confidenza, l'abbiamo portato a casa. Portare a casa sempre qualcosa quando si va nella metacampo avversario. Stefan parte al piede, sembra buona l'esecuzione. La chiamata a Monberg, presa buona di Edo Ruffolo, andiamo immediatamente, ottima azione, mamma mia che Rovigo, e questa è una splendida meta. Se non vuole essere negativo, perché nel senso che in questa prima frazione di gioco, ancora Marco Frati, muove l'ovale al largo, vediamo come funziona, c'è un incrocio tra Giovanni Nicker e Menon, continua ancora il nostro gioco, cross kick. Grande presa di Edo Ruffolo. Magia! Virtuosismo. Gli elettori. Sì, parte Stefan Basson, molto angolata, Chiude non è primo. male. Messo giù, pallone a disposizione. Alberto, Lucio Rodriguez, dietro ancora, altra fase. Con Giorgio Bronzini. 2 contro 1. Giovanni Nicker, Giorgio Bronzini. Vai. Ottimo side steps di Giorgio Bronzini. Assolutamente, poi comunque è dotato di buone mani, riescono a metterlo giù, però in realtà riconquistiamo l'ovale, per cui Mamo Bernini la gioca per Edo Ruffolo, si potrebbe trovare una continuità al largo, non riusciamo, si ritorna al centro, buono scontro ma regge Boggia, è una roccia, ancora Lucio, un po' di rischio in realtà, riusciamo con ottima dimestichezza ancora a imbeccare un ottimo Giorgio Bronzini, vai Giorgio! E brucia addirittura e secca ancora l'estremo, quindi veramente una grande prestazione. 2 contro 1 di Menon, ma devono solo imparare veramente i meccanismi di ingresso dei movimenti d'attacco, lasciando un po' forte va dice, perché siamo in fase difensiva, adesso vediamo se Bernini. No, è meta tecnica, sì, eccoci. Sono giuste, però effettivamente bisogna cercare di rimanere calmi e di un exit. Sì, proprio da lì proveniva il colpo di mercato. Sì. Tanto una mischia dominante per Rovigo, parte Alberto Chillon. Dritto, arrivederci. Parte Stefan Basson. Vediamo, niente bandierine. È tornato ancora a macinare. Leo Mantelli, Edo Ruffolo. Va a saltare Bronzini, Stefan Basson, sostenuto da Bernini. Vediamo se riesce a restare in campo. Il giocatore rossoblu, cade il drive. Chillon ci prova lui. Maro, Matteo Maran. Sì. Tra l'altro parte Alberto al piede. Bandierine su, 53-7. Grandi quantitativi. Sì, industriali. Andiamo a giocare Leo, stretta. Buono. Per Chillon. Converge Stefan Basson. Altra fase, via che si va. Balboni tiene il pallone, tiene il possesso, fissa il punto. Buona la combinazione di prima. Adesso Parker in mezzo che muove il pallone. Ancora un'accelerazione di Bronzini che oggi insomma ha oliato le rotule, perché sta andando come veramente un Leo Mantelli, attacco, ottimo gol buco. Sostegno di Edo Ruffolo che va a depositare. Un ottimo passaggio per Ruffolo, che non ha nessun problema a portare il pallone. Non vede probabilmente quello che almeno da prospettiva da qua segnalava un buon corridoio per lui. In realtà ha fatto una finta e poi è rientrato e sta cercando di portare il pallone fuori. Pasini! Intercetto di Davide Pasini da in Rovigo mezzo con furore. E se la gioca da solo, si mette proprio troppo. Pallone a disposizione, Chillon. Leo Mantelli, tentativo di intercetto, in realtà
C'è vantaggio, vai Rosco. Rosco prende velocità, 30 metri di Rosco, messo giù da Benz, altra fase, Buono Chillon sul ritmo. sì. Bernini che Qua bravo. rientra e se ne va. Sostegno in Aia, avanti, peccato. Però dice che tutto bene, Mantelli se ne va al piede e se ne va anche a schiacciare la palla. ai bersaglieri, perché iniziamo a far sul serio. Sì, Succede di tutto. di tutto.